Buonasera a tutti, buonasera. Siamo qua tutti insieme ad un altro culto giovani, una grande occasione per essere uniti e lodare il Signore, cantare al suo nome e per imparare dalla sua parola. Oggi parleremo di un aspetto di Dio lungo 5 lettere che è un aspetto meraviglioso del nostro Signore. E questo aspetto è la gioia, un Dio di gioia, una gioia che ci riempie, che ci travolge, una gioia grande, sovrannaturale, che viene solo da Dio. Non so com'è stata la tua settimana, probabilmente ci sono stati momenti felici e problemi, difficoltà, pesantezze, ansie, ma anche tante benedizioni. E in questa serata noi vogliamo focalizzarci su un Dio di gioia, sul nostro Dio, la gioia che viene dal nostro Dio. E voglio leggere con voi il versetto della lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 22. Se possiamo proiettarlo, se avete le vostre Bibbie, cartacee, digitali, o se lo sapete tutti a memoria. Il versetto recita così: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. La parola di Dio dice che noi dobbiamo mettere la nostra gioia nel Signore e Lui appagherà i desideri del nostro cuore. Questo versetto ci insegna che l'unico frutto dello Spirito, che si divide in tutti quegli aspetti che abbiamo visto, contiene la gioia. Non so se tu ti senti gioioso in questo momento, in questo periodo, se le cose sono difficili, se le preoccupazioni sono troppe, ma quello che ti voglio dire è che questa sera il Signore ti chiama a essere partecipe della sua gioia. Metti i tuoi pesi sul Signore, racconta a Lui le tue difficoltà, alza la tua lode insieme al gruppo di lode qui davanti. Metti la tua gioia nel Signore. Non sarà la tua scuola, il tuo lavoro, il tuo partner, la tua famiglia, la tua carriera. Nulla di tutto questo ti renderà felice. Non saranno i beni materiali, non saranno i tuoi amici più cari. La tua gioia non verrà da nessuna di queste cose, perché la tua gioia deve venire dal Signore. E ora, visto che parliamo di un argomento allegro, voglio vedere sorrisi a 32 denti. Ah, là vedo un bei sorrisi. Forza, forza, sorrisi, alziamoci in piedi. È un'occasione di lode, di gioia. In piedi, su, 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 su. Lodiamo insieme il nostro Dio con il gruppo di lode. Battiamo le nostre mani. Voglio
seguendo, sto cercando te. La corona conquista. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Signore,
Amen. Efesini 2:8 dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò che non viene da voi è il dono di Dio. Questo prossimo canto dice che solo per grazia siamo stati salvati, che non c'è ricchezza né onore, perché niente ha valore dinanzi al Signore. Riflettiamo su quello che stiamo cantando, fratelli.
Santo, noi ti vogliamo ringraziare, Signore, perché tu sei meraviglioso, tu sei un Padre, Signore, che si prende cura di noi, Signore. E noi siamo qua davanti a te, Padre, perché sappiamo che noi non siamo niente senza la tua presenza, senza il tuo amore. E noi vogliamo dichiarare, Signore, che siamo dipendenti da te. Potremmo fare qualsiasi cosa, Signore, per guadagnare il tuo amore, Signore, ma mai sarebbe il necessario, Signore, qualsiasi cosa. E grazie per questo amore, Signore, grazie per tutto quello che tu fai per noi, Padre. E noi vogliamo continuare, Signore, a dirti quanto ti amiamo, quanto noi desideriamo stare alla tua presenza. Nel tuo nome santo. Amen. Amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al calare della sera, io canterò la tua bontà. La tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al calare della sera, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, tu mi hai guidato nel deserto, nella notte buia, sei vicino come nessun altro. Io ti conosco come Padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso rendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà, io canterò della tua bontà, io canterò della tua
Perché Signore ci hai radunati tutti qui insieme, Signore ci hai voluti qui, Signore, per sentire la tua parola, Signore, per consegnare questo momento a te, Signore, per consegnare non solo questo momento, Signore, ma i nostri cuori a te, Signore, le nostre anime, Signore. Ti ringraziamo perché sei un buon Padre, Signore, sei un Padre pieno di amore, Signore, per noi, Signore, e come ti abbiamo offerto questa lode adesso, Signore, vogliamo offrirti la nostra attenzione, Signore, vogliamo offrirti tutto noi stessi, Signore, ti vogliamo lodare, Signore, con la nostra vita, Signore, consegnare tutto a te, che, Signore, tu possa aprire, Signore, completamente i nostri cuori adesso, Signore, per ricevere la tua parola, Signore, per sentire nel profondo dei nostri cuori quello che ci vuoi dire, Signore, il tuo messaggio di salvezza, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché ci guidi, Signore, ci proteggi, Signore, e vogliamo darti adesso la nostra attenzione, Signore. Ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. In nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Prova. Un attimino solo. Apri, per favore. Sì. Grazie. Buonasera Chiesa. Oggi vorrei parlare con voi un po' sul tema il Dio della bontà. E vorrei leggere con voi Salmi 100, i versetti 1 a 5. Avete le vostre Bibbie? Cartacee sul cellulare? C'è anche la proiezione che vi aiuta. Chi l'ha trovato l'ha aperto, di un amen. Chi non l'ha trovato un misericordia. Ho ascoltato qualche misericordia lì, Salmo 100, dall'1 a 5, dice: Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortigli con lode. Celebratelo, benedite il Suo nome. Poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per questa sera. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei reale nelle nostre vite. Ti chiediamo, Padre, che il tuo Spirito Santo possa continuare a parlarci questa sera, che noi possiamo riempirci, Signore, con il tuo Spirito Santo e che possiamo, Padre, che le nostre menti, Signore, e i nostri cuori possano essere totalmente aperti, Padre, per ascoltare quello che tu vuoi dirci questa sera, Padre. Nel nome di Gesù ti chiedo, Padre, togli qualsiasi distrazione, Padre, tutto quello che ci distrae, Dio, di ascoltare la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Come ho detto prima, allora il tema è il Dio della bontà. E quando ho cominciato a preparare questo studio, questa predica, mi è venuto in mente tipo un gioco di parole, no? Il Dio della bontà o la bontà di Dio. E ciò che ho riflettuto è che è il Dio della bontà perché Lui è buono, perché è della sua essenza essere buono. E perché Lui è buono, Lui agisce con bontà. La bontà è l'essenza di Dio. Guarda la persona vicino a te, fai un bel sorriso e di a lei, la bontà è l'essenza di Dio. Bravi! Vi farò alcuni esempi. Il sindaco di una città è sindaco di quella città in un determinato periodo, giusto? Ossia, durante un periodo lui esegue il mandato, però dopo può essere che lui non sia più il sindaco di quella città, quindi è il sindaco in quel periodo solo. Un altro esempio, noi possiamo dire che Dio è il Dio dell'ira. No, perché? Perché lui in un determinato momento può essere irato, ma non è della sua essenza essere irato. L'ira non è della sua essenza. Quando qualcuno magari ti chiede come stai e tu rispondi sono arrabbiato, in quel momento sei arrabbiato, ma non sei per sempre, non rimani per sempre arrabbiato. La bontà è una caratteristica di Dio, come abbiamo detto prima, è la sua essenza. Lui è buono e la sua bontà dura in eterno, come abbiamo letto in Salmi. E anche quando noi pensiamo che Lui non sia buono, quando non riconosciamo la bontà di Dio nella nostra vita, o magari non riusciamo a vederla, Lui continua ad essere buono, perché Lui è immutabile, Dio non cambia. L'Apostolo Paolo in Romani 8:28 dice: Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi anche quando noi pensiamo che Lui non stia essendo buono, Lui continua ad essere buono. La bontà è l'essenza di Dio. Salmi 107, versetto 1 dice: Celebrate l'Eterno, perché Egli è buono e perché la sua benignità dura in eterno. E come possiamo conoscere l'essenza di Dio? Come possiamo conoscere chi Dio è? Come possiamo sapere chi Dio è? Quando noi abbiamo un rapporto intimo con Lui, quando noi leggiamo la sua parola, riusciamo a conoscerlo in profondità e scoprire la sua essenza e scoprire le sue caratteristiche, i suoi principi, i suoi valori, i suoi attributi, ossia passando del tempo con Lui. Quando noi leggiamo la Bibbia, scopriamo tanti principi di Dio che fanno parte della sua essenza, come ad esempio la giustizia, la verità, la misericordia, la santità e tanti altri. La verità della parola di Dio ci libera e quando noi lo conosciamo veramente, nient'altro ci soddisfa di più. Nient'altro in questa terra ci soddisferà di più che stare nella sua presenza, che assomigliarci ogni volta di più a Gesù. Perché noi guardiamo quanto Dio è buono e non riusciamo a volere nient'altro che non sia Lui. Dio è il creatore di tutto. In Giovanni 1, il versetto da 1 a 3, Giovanni 1, 1 a 3, dice: In principio era il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Quindi Dio è il creatore di ogni cosa. Dal principio, dall'inizio là della Bibbia, noi vediamo che la bontà
di Dio è una caratteristica fondamentale e costante. Lui ha lasciato segni della sua bontà su tutto l'universo e questo riflette il suo carattere, questo riflette chi lui è, la sua essenza. Poiché tramite la sua bontà tutto è stato creato. Quando noi guardiamo Gesù su quella croce, l'opera di Dio compiuta su quella croce, vediamo l'espressione della bontà di Dio. In Giovanni 3,16 dice: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque creda in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio ci ha amati così tanto, Dio ha amato me e ha amato te così tanto che ha dato il suo figlio per morire al nostro posto, per perdonare i nostri peccati, per riconciliarci con il Padre, per darci la vita eterna e per portarci la salvezza. Anche se noi eravamo immeritevoli di questa grazia, anche se noi eravamo immeritevoli di tutto questo, Lui ci ha comunque amato e amato tanto. Anche se siamo peccatori, il Padre si è spogliato della sua gloria per venire al nostro incontro. E questo dimostra quanto grande è la sua bontà, quanto Lui è buono. Dio ci ha resi liberi di ogni iniquità, condanna o colpa. In Romani 6, 23, Romani 6, 23, dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Adesso noi possiamo rivolgerci a Lui sapendo che noi siamo stati perdonati, santificati, giustificati, purificati, liberi attraverso Gesù. Quando io guardo la croce, quando io guardo questo amore talmente grande di Gesù per noi, io riesco a vedere l'espressione di un Dio così buono che non ha misurato sforzi per dimostrare la sua bontà verso di noi, verso di me, verso di te. E Dio ti ama. Magari l'hai già sentita questa frase tante volte nella tua vita. Dio ti perdona, Dio ti sta vicino e Lui è buono in ogni tempo. Lui è buono in ogni tempo. Non importa cosa stai passando, non importa come ti senti, se ti senti triste, se ti senti scoraggiato, se ti senti senza forze, Lui è buono in ogni tempo e fa nuove tutte le cose. In Isaia 43, i versetti 18 e 19, dice che non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare, non la riconoscete? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere dei fiumi nella steppa. Anche quando sembra che tutto intorno a noi stia crollando, anche quando sembra che non vediamo la luce in fondo al tunnel, Dio fa nuove tutte le cose e continua ad essere buono. Se ci troviamo in mezzo alla tempesta, tristi, senza speranza, possiamo ricordarci che Gesù ci sta vicino e che Lui versa su di noi la sua grazia affinché noi possiamo
superare ogni circostanza. Questo mi fa ricordare il passaggio dove Gesù era sulla barca con i discepoli e nel mare c'era tutta la tempesta e Gesù dormiva. I discepoli in quel momento erano spaventati, avevano paura di tutta quella tempesta. E Gesù, possiamo anche dire che lui era sereno, no? Dormendo in mezzo alla tempesta. Però quello che mi fa riflettere questo passaggio è che non importa se c'è la tempesta là fuori, non importa come io mi sto sentendo, se mi sento triste, se mi sento senza speranza, se mi sento scoraggiato, ma importa chi c'è nel barco insieme a me. Chi c'è sulla barca insieme a me. Perché se c'è Gesù insieme a me, insieme a te, in mezzo alla tempesta, noi possiamo superare ogni circostanza, noi possiamo vincere ogni circostanza. Amen? Quindi lui è completamente buono. È buono quando commettiamo errori, è buono quando facciamo le cose giuste, è buono quando siamo tristi, quando siamo felici, indipendentemente dalla situazione, indipendentemente dalle circostanze che stai vivendo. Lui continua ad essere buono, perché è della sua essenza essere buono, perché lui è immutabile. E quando noi comprendiamo la sua bontà, quando noi comprendiamo questa grande bontà di Dio nella nostra vita, noi riusciamo ad essere gioiosi, noi riusciamo ad avere questa gioia che ci riempie ogni giorno. Tutto ciò che noi facciamo nella nostra vita, come magari lavorare, studiare, servire in chiesa, tutto quello che noi facciamo, lo facciamo perché Lui è buono, lo facciamo con gioia per glorificare il suo nome e questo fa sì che noi non vediamo più le cose come un peso nella nostra vita. Magari dici, ma questa lunedì devo andare a scuola, lunedì devo andare a lavorare, sabato prossimo devo servire in chiesa, ma quando noi comprendiamo la bontà di Dio, riusciamo ad avere questa gioia che Lui ci dà, perché Lui è buono. E perché Lui è buono e dimostra la sua bontà ogni giorno nella nostra vita, possiamo essere gioiosi. Abbiamo cantato prima, no? Dal momento in cui mi sveglio fino al calare della sera. Ogni giorno Lui continua ad essere buono, anche se noi non lo vediamo, anche se noi molte volte non riusciamo a vedere la bontà di Dio nella nostra vita. Puoi dire alla persona di nuovo, a fianco a te, Dio è buono. Ancora una volta, Dio è buono. Vai, vi faccio fare ancora una volta. Dio è buono. Ma grida alla persona che è vicino a te. Dio è buono. Con un bel sorriso. Allora, ancora una volta per vedere se avete imparato. Dio è buono. Bravi, bravissimi. Dio è buono e Lui è buono in ogni tempo. Non importa quello che stai passando. Quando noi ci rivolgiamo a Lui e andiamo a Lui umiliati, riconoscendo la sua grandezza, riconoscendo la sua gloria, noi possiamo avere questa gioia e riconoscere veramente che Lui è bravi. Lui è buono.
E vorrei leggere con voi di nuovo Salmi 101 a 5. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il Suo nome, poiché il Signore è... La Sua bontà dura in eterno e la Sua fedeltà per ogni generazione. Amen. E Dio vuole manifestare questa bontà nella tua vita e nella vita delle persone che sono vicine a te. Lui vuole manifestare questa bontà. E quando noi comprendiamo questo, quando noi comprendiamo che Dio è buono, riconosciamo la sua bontà ogni giorno nella nostra vita, possiamo condividere con le altre persone che Dio è buono, che non importa cosa stai passando, Dio continua ad essere buono. Vorrei invitarvi a chiudere i vostri occhi adesso. Dio è il Dio della bontà. La bontà è l'essenza di Dio, fa parte di ciò che Lui è, del suo carattere. Riesci a vedere la bontà di Dio? Riesci a vedere il Dio della bontà agire nella tua vita? Riesci a vedere la bontà di Dio manifestandosi nella tua vita ogni singolo giorno? Dal momento in cui ti alzi fino al momento in cui vai a dormire. Dio è buono. Lui è il Dio della bontà. E Lui desidera rivelarsi a te, rivelare la sua bontà perché tu riesca, anche quando le cose non stanno andando bene, anche quando sembra che tutto sta crollando intorno a te, a vedere quanto Lui è buono. Perché nient'altro ci soddisferà di più che la sua presenza. Nient'altro in questo mondo ci soddisferà di più che lo stare nella sua presenza, che avere un rapporto intimo con Lui. Perché la sua presenza ci basta. La sua presenza ci basta. Ringrazialo per questo. Comincia a ringraziare a Dio nel tuo posto. Ringrazialo per la sua bontà. Perché Lui è buono. E se per qualche motivo non riesci a vedere la bontà di Dio nella tua vita, se per qualche motivo non riesci a vedere il Dio della bontà agire nella tua vita, parla con Lui adesso e chiedigli
di illuminare la tua mente perché tu possa riconoscere che Lui è buono e perché tu possa vedere la sua bontà manifestarsi nella tua vita. Dì a Lui: Signore, nient'altro in questa vita mi soddisfa di più che lo stare nella tua presenza, che riconoscere che tu sei buono, anche quando tutto sembra che non vada bene, tu continui ad essere buono. E se tu ci sei nel mio barco, questo mi basta. Se tu sei vicino a me, questo mi basta. Nient'altro può riempire il vuoto che c'è nel nostro cuore che non sia Dio. Nient'altro riesce a riempire il vuoto che c'è nel nostro cuore che non sia Dio. La nostra vita dipende dal ricordarci della bontà di Dio e ricordarci che Lui è buono. Fa sì che le nostre lacune, che le lacune delle nostre vite, che sono magari occupate con problemi, angosce, ansie, possano essere riempite di conforto, possano essere riempite della sua gioia. Signore, noi ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei reale nelle nostre vite. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei buono. Anche se non riusciamo a vedere, Signore, la tua bontà, tu continui ad essere buono. Ti chiedo, Signore, che il tuo Spirito Santo, Padre, possa illuminare la nostra mente, per far sì che noi possiamo vedere la tua bontà indipendentemente dalle circostanze che ci circondano, indipendentemente, Signore, della nostra angoscia, dei nostri problemi, che possiamo ricordarci, Padre, ogni giorno che tu sei buono e che continui ad essere buono, Padre. Che possiamo, Signore, veramente dipendere da te, oh Padre, ogni giorno della nostra vita. E riconoscere, Signore, che anche se siamo peccatori, anche se siamo immeritevoli, oh Padre, della tua grazia, della tua misericordia, oh Padre, tu ci ami. Tu ci ami così tanto che hai dato il tuo figlio per morire al nostro posto. E che possiamo riconoscere, Signore, ogni giorno della nostra vita che tu sei buono. Nel nome di Gesù, Signore, noi ti ringraziamo. Ti chiedo, Padre, di benedire ogni vita qui, oh Padre, che è presente in questa sala e che ci sta ascoltando in diretta, Signore, che il tuo Spirito Santo, Padre, possa riempirli, Signore, in tal modo, Padre, che loro possano essere gioiosi, Signore, nella tua presenza. Essere gioiosi, Signore, perché nient'altro ci soddisferà di più, Padre, che la tua presenza nella nostra vita. Perché quando tu entri nella nostra vita tutto cambia. Quando tu entri nella nostra vita, Signore, noi cominciamo ad essere trasformati. Noi cominciamo, Signore, ad essere il vaso che è modellato, Signore, conforme tu vuoi. Nel nome di Gesù, oh Padre, che possiamo riconoscere ogni giorno della nostra vita che tu sei buono e che possiamo dipendere totalmente da te, oh Padre. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen.
Lui è buono ed è buono in ogni tempo. Amen. Lascio la parola alla lode. Dio vi benedica. Alziamoci in piedi adesso per il nostro momento di decime offerte. Diamo tutto quello che noi abbiamo al Signore, che non sia per noi. Solamente Lui è degno di ricevere la nostra lode, la nostra onore e anche un pezzo che ci appartiene, che sono le nostre decime offerte. Cantiamo. La tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al calare della sera, io canterò della tua come nessun altro, io ti conosco come Padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bocca. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto possa rendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà.
canterò della tua bontà, io canterò della tua bontà. Padre, noi vogliamo ringraziarti, oh Dio, per queste 10 offerte, Signore, che sono state consegnate al tuo altare, Signore. Noi le dedichiamo a te, perché tu sei degno, Signore, della nostra lode, della nostra adorazione. Tu sei degno, Signore, di ricevere, Padre, tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi facciamo, Signore, così come abbiamo cantato. Noi vogliamo essere un vaso, Signore, nelle tue mani, che possa portare frutto, Signore, ogni giorno, Padre, nelle nostre famiglie, Signore, nel nostro posto di lavoro, Signore, a scuola, che noi possiamo imparare, Signore, ad amarti, che questo è il fondamentale, Signore. Padre, io ti chiedo, Signore, per ognuno presente qua, che hanno sentito, Signore, la tua parola, che tu possa toccare, Signore, ogni giorno della loro vita, e che possa nascere in loro il desiderio, Signore, di volerti ogni giorno di più, Signore, ogni istante, ogni secondo, perché tu, Signore, vali la pena, Signore, vali ogni momento, Signore, che noi passiamo con te, vali la vita, Signore, e noi non saremo mai in grado, Signore, di ringraziarti per tutto quello che fai, Signore, è impossibile, ma noi siamo grati stasera, perché sappiamo che tu sei presente qui, Padre. Ti ringraziamo nel tuo nome santo. Amen. Potete sedere. Buonasera a tutti. Vi rubo ancora qualche minuto per darvi un annuncio. Mi è stato detto anche gli scorsi sabati, stiamo organizzando il 31 una festa, il White Party, e siete tutti benvenuti. Questa festa è indirizzata per giovani, adolescenti e preadolescenti, quindi sarà anche un'opportunità per invitare amici non credenti, per dare un'alternativa, un posto di pace, di gioia, in alternativa a quello che il mondo offre. E vi chiedo di tenervi attivi e controllare i gruppi, perché nei prossimi giorni vi scriveremo e vi contatteremo per darvi più informazioni, e se avete bisogno di qualsiasi informazione potete cercare uno dei ragazzi giovani e possiamo aiutarvi. Grazie. E adesso ci divideremo nei piccoli gruppi.